Telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, amici di Sesta Rete, canale 81, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo messo da parte le vacanze di Natale, le vacanze anche di fine anno, abbiamo messo da parte anche la Befana, finalmente siamo ritornati a parlare di calcio perché domenica si sono di nuovo riaperti i giochi in tutti i campionati, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Parliamo di calcio dilettantistico, lo facciamo ogni settimana il mercoledì in diretta alle 15:20 e poi in replica sul canale 81 di Sesta Rete. Ospite della nostra puntata il presidente dell'Enna Calcio, il nostro carissimo presidente Stompo, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Ti vedo contento perché devi essere contento per questa bellissima stagione sin qui disputata dell'Enna. Assolutamente sì, sono contento perché stiamo facendo un gran campionato, siamo ottavi in classifica, abbiamo una squadra molto giovane che sta crescendo di giornata in giornata, quindi abbiamo tutto per essere... Siete una neopromossa, tra l'altro, sottolineiamola questa cosa. Siamo una neopromossa, siamo diciamo in questo momento in una posizione di classifica buona. Bisogna continuare così per raggiungere l'obiettivo. È un campionato quest'anno certamente molto impegnativo, non c'è il Trapani, non c'è il Catania, non c'è l'Avellino, non c'è il Palermo degli altri anni, però è anche vero che adesso ci sono 4-5 realtà importanti, su tutti questo Siracusa. Voi in che posizione vi collocate in questa stagione? Ma noi in questo momento siamo tecnicamente a metà classifica, sì. Però io vedo che il campionato è praticamente diviso in due tronconi, ci sono quelle 5-6 squadre che lotteranno diciamo, per la vittoria del campionato, poi tutte le altre, tutte a partire diciamo, dalla Nissa, da noi a scendere, sì, è vero. Siamo in un calderone dove tutti diciamo, siamo in 5-6 punti, ci sono 12 squadre, 11 squadre. Questo vuol dire che tutte le partite da qui a fine stagione sicuramente saranno partite impegnative dove tutti si giocheranno tutto. Ho detto, è un campionato bellissimo. È vero, io, appassionante. Scherzando con i miei dicevo che tutti gli addetti ai lavori dicono che è il campionato dei girone I più difficile degli ultimi 20 anni perché ci sono squadre fortissime e a partire diciamo dall'Agles che in questo momento è l'ultima in classifica arrivare diciamo alle prime, sono tutte squadre forti, squadre con nomi importanti e quindi ogni gara lo dimostrano i risultati ogni domenica, è un'incognita, bisogna giocarla e viverla fino alla fine. Tra l'altro stiamo guardando le immagini del vostro pareggio interno contro la Castrum Favara che potrebbe sembrare un risultato sfavorevole, invece secondo me è un risultato favorevole. Intanto perché muovete la classifica, secondo avete giocato con una bella realtà difficile da abbattere come la Castrum Favara, ma soprattutto avete trovato delle conferme perché mi parlavi di alcuni under importanti che stanno facendo sempre più esperienza. Ripeto, noi abbiamo nella nostra rosa dei 24 ragazzi abbiamo 18 under e 6 over. Quindi abbiamo puntato molto sui giovani quest'anno, i giovani di valore che stanno dando alla nostra piazza grandissime soddisfazioni. Domenica sì, abbiamo fatto un punto in casa, magari qualcuno può storcere il naso perché in casa si tende sempre di vincere, ma come ho detto prima noi incontriamo delle formazioni che sono forti. È vero. Quindi ogni punto che tu fai in questo campionato è un punto d'oro. È un punto d'oro, io lo ripeto da una vita, lo ripeto ai nostri tifosi, ogni punto che facciamo in questo campionato bisogna benedirlo perché sono squadre fortissime. Insomma sarà un campionato che sino all'ultima domenica certamente impegnerà tutti, sia quelli che devono vincerlo il girone, sia quelli che debbono salvarsi. Poi tra l'altro quest'anno ci sono moltissime realtà siciliane, quindi rischiamo effettivamente qualche retrocessione made in Sicily. Partiamo dunque con il campionato di Serie D. Domenica si è giocata la prima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Akragas Locri 1909 2-2, vittoria della Scafatese 2-1 in casa della Ciriale, pareggio tra Enna Calcio e Castrum Favara, Paterno Calcio batte FC Pompei 1-0, Regina 1914 batte Nuova Igea Virtus 4-1, San Biase batte Siracusa 2-1, vittoria della Vibonese Calcio 4-0 contro la Nis FC, pareggio infine anche della Città di Sant'Agata 2-2
contro il Ragusa Calcio e vittoria importante per il Licata 2-0 in casa, una partita che certamente rilancia la squadra agrigentina. Abbiamo già subito la classifica con la squadra del Siracusa che vede accorciare il suo distacco dalle inseguitrici. Al primo posto la squadra siracusana con 39 punti, con 38 il Sambiase, 36 Scafatese, 35 Regina 1914, con 33 punti la Vibonese Calcio, 27 Paterno Calcio, 24 Nis FC, con 22 Enna Calcio, 21 per Castrum Favara e Locri 1909, 20 punti per Ragusa Calcio, FC Pompei e Nuova Igea Virtus, con 18 la San Cataldese del Città di Aciriale, 16 punti Città di Sant'Agata, con 15 il Licata Calcio. Chiude la classifica l'Acragas con 11 punti. Chiaramente si ritornerà in campo domenica prossima, subito la schermata degli incontri: Castrum Favara Città di Aciriale, FC Pompei Acragas, Locri 1909 Licata Calcio, Nis FC Paterno Calcio, Nuova Igea Virtus Città di Sant'Agata, Ragusa Calcio Siracusa Calcio, Sambiase Vibonese Calcio, San Cataldese Enna Calcio ed infine Scafatese che giocherà una partita certamente importantissima contro la Regina 1914, giocherà però in casa, per cui insomma chi gioca in casa è leggermente avvantaggiato, però è anche vero che questi risultati a sorpresa, come ad esempio quello della straordinaria Sambiase che mi batte in casa il Siracusa, era un po' inaspettato. Ci sono valori importanti in tutte le squadre, quindi l'episodio ti può decidere la gara in qualsiasi momento. Come è successo infatti a Siracusa. Tra poco parleremo del Siracusa, perché prima voglio affrontare in maniera molto spicciola, perché ormai non sappiamo più come raccontare questa stagione dell'Acragas. Pareggio in casa 2-2 contro il Locri, scontro diretto volendo. Questi insomma nuovi innesti non si sono visti. Quando arriveranno? Quando ad Agrigento capiranno che effettivamente la società fa sul serio? Certamente non voglio metterti in difficoltà, però è anche vero che spesso e volentieri insomma, la dirigenza è sempre sotto pressione da parte della tifoseria quando c'è da sistemare la squadra. Ma guarda, quando sbagli all'inizio poi diciamo sistemare la squadra in corso d'opera è sempre difficile. Molto difficile. Se sei fortunato ci riesci, ma molte volte fai degli errori su errori, poi diventa complicato veramente riprendere la piazza e riprendere la giusta strada. Poi passano le giornate e quindi sempre molto più difficile. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita. Pareggio tra Acragas Calcio e la squadra calabrese del Locri 1909. È finita 2-2. Noi, ho detto alla vigilia di questa gara ai miei calciatori, non dobbiamo guardare la classifica dell'Acragas, perché comunque se guardi il suo rollino di marcia, in casa squadre come la Regina, la Scafatese non sono riuscite a vincerla. Io ho visto anche la partita e le posso garantire che è stata sempre in equilibrio, come me lo potete confermare voi. Quindi è una squadra abbastanza ostica che è in un momento di difficoltà, ovviamente, lo dice la classifica, lo dicono le ultime situazioni di risultati, segna poco, però dà filo da torcere a tutti, tranne la partita con il Siracusa fuori casa, tutte le altre partite sono state in bilico, quindi sapevamo che non era estremamente facile, però quello che avevo detto e avevamo preparato durante la settimana di non perdere mai la nostra identità di gioco, credo che l'abbiamo dimostrato, credo che va evidenziata come questa squadra abbia creato in un contesto non facile per le capacità appunto della squadra avversaria, abbia creato 7-8 occasioni nitide da gol tra il primo e il secondo tempo. Ecco, forse il rammarico è se ne fai due, non puoi prenderne due con una fase difensiva dove difficilmente l'avversario ci ha creato problemi, se non su palle lunghe, su situazioni di combattimento che comunque era un qualcosa che ci aspettavamo. Ovviamente sono felice per il volume di gioco effettuato, un po' meno per l'andamento della gara, anche se credo che comunque l'Acragas il suo onesto pareggio l'abbia ottenuto attraverso appunto la voglia di non soccombere, la voglia di non perdere questa categoria e credo che lo farà da qui alla fine ancora con più vigore. Però rimane il rammarico di essere andati vicini ad una vittoria importante che ci faceva stare più tranquilli
per il proseguo della stagione, però io sono abituato comunque a guardare le situazioni di gioco e sono decisamente soddisfatto per ciò che hanno espresso i miei calciatori. Quanto prima dobbiamo metterci in condizione di poterle vincere queste partite. Oggi sinceramente è stata una partita che non abbiamo voluto perdere, abbiamo lottato fino alla fine, forse nel primo tempo con un pochino più di fortuna potevamo fare il 2-1 subito dopo fatto il gol dell'1-1, però molto probabilmente questo fa parte del DNA di questo gruppo di giocatori, che probabilmente un po' di mala sorte ce l'abbiamo in certi momenti. Però insomma, diciamo che la prestazione sui giocatori non posso dire certamente niente, hanno fatto tutto quello che potevano fare, hanno messo in campo tutto l'impegno possibile, perché non dimentichiamo insomma, che abbiamo qualche giocatore che è uscito con la febbre da poco tempo, però insomma, queste sono tutte scuse, però la squadra direi che in generale si è comportata bene, il risultato sinceramente speravamo di fare qualcosa di più, però adesso abbiamo detto che prendiamoci questo punto e andiamo avanti. Un pochino di personalità in più non guasterebbe, è chiaro che dobbiamo cercare di migliorare in quel senso lì, però è giusto quello che stai dicendo, noi abbiamo sofferto, anche perché eravamo, a un certo punto si marcava un giocatore di loro con 5 dei nostri, appunto perché avevamo paura di uscire in tempi di ritardo, ci mettevano in mezzo, perché non dimentichiamo che loro c'erano 3 o 4 giocatori davanti che sono di qualità, ottima tecnica, e ci hanno un pochino impaurito. Poi dopo, chiaro, ho preso lo schiaffo, ti sei svegliato e abbiamo avuto la possibilità di fare anche il 2-1. Però in effetti i primi quarto d'ora, 20 minuti abbiamo sofferto di brutto, ma anche un po' il secondo tempo, prima del gol, cioè il gol era nell'aria, perché non ce la facevamo più a venire fuori, non attaccavamo più alti, eravamo un pochino in difficoltà nel palleggio, lì purtroppo abbiamo bisogno di qualcos'altro. In bocca al lupo dunque alla squadra agrigentina. Adesso parliamo invece del Città di Aciriale, che tra alti e bassi cerca di racimolare i punti di questa salvezza, che in questo momento è un po' problematica, però credo che la piazza abbia capito il momento ed è molto vicina alla squadra. Sotto questo punto di vista la politica della dirigenza credo che sia intelligente, non so se condividi. Sì, no, condivido perfettamente, ho visto che hanno fatto dei nuovi innesti, 5-6 innesti di valore, quindi hanno un po', diciamo, ci vuole anche del tempo, no? Certo, hanno rivoluzionato la squadra, hanno già fatto diversi risultati e secondo me si tireranno fuori, perché è una bella squadra. Ci può stare la sconfitta con la Scafatese? Ma certo, la Scafatese non passa da lì la salvezza? No, non sono quelle. In questo momento Aciriale una gran piazza e può competere con chiunque. Chiaramente in questo momento, avendo fatto, diciamo, grandi cambiamenti, magari non sono nelle condizioni di poter competere con una squadra di questo livello. È vero. Però hanno fatto degli acquisti importanti, secondo me. Di categoria? Di categoria, forte di categoria, e secondo me è la squadra che più di tutte si tirerà fuori, secondo me. Guardiamoci gli highlights. È finita purtroppo con una sconfitta interna, vittoria della Scafatese 2-1. Di contro abbiamo di sicuro una squadra di valore, come ho sempre detto, e come ho detto in settimana i punti che ha vuol dire che li ha conquistati, perché è una squadra di valore e quindi noi avevamo massimo rispetto di questa squadra. Però se devo dire che la mia squadra è stata inferiore o abbia demeritato questo risultato o abbia meritato questo risultato, questo è un po' assurdo, perché comunque sia... Io non ricordo che il mio portiere abbia mai parato, mai, cioè nei 97-98 minuti non ha mai parato. Sarei curioso di vedere il calcio di rigore, perché dalla panchina sembrava che il portiere, la palla sia andata diritta, quindi vuol dire che il portiere abbia preso la palla, quindi non è che l'attaccante abbia spostato prima la palla e quindi poi dopo è andato il portiere a prenderlo, quindi. E sarei curioso di vedere il fallo laterale che ha scaturito il primo gol.
questo che dispiace, però dobbiamo crescere in questa ingenuità, non dobbiamo concedere questo. Sicuramente c'è stata una prestazione da parte della squadra che è stata sempre in partita, non ha mai, pur avendo di contro una squadra importante, dispiace perché abbiamo creato, abbiamo avuto diverse occasioni per poter chiudere la partita anche sull'1-0 e quello è il dispiacere, però partiamo da una prestazione positiva. Alla lunga poi dopo le prestazioni vengono dimenticate e la gente guarda solo il risultato. La squadra fortunatamente è matura, sa che è uno step importante, però anche questo ci deve far crescere nel capire che bisogna finalizzare le occasioni che vai a creare di contro una squadra importante come la Scafatese. Una squadra come noi che deve vincere, deve osare, deve rischiare. Io naturalmente avete visto già dai cambi, ho messo sempre attaccante finché la partita non l'ho sbloccata, non sono andato in vantaggio, perché oggi la società mi chiede di provare a vincere, quindi so che corro dei rischi perché sbilancio la squadra troppo in avanti magari, quindi sono consapevole che si può prendere magari qualche contropiede e rischiare il gol, ma allo stesso tempo sono consapevole che si può creare la situazione così come si è creata quella del rigore, dove noi abbiamo riempito l'area e è venuto fuori un episodio che ci ha portato alla vittoria. Quindi diciamo che oggi siamo stati fortunati, ma ci abbiamo creduto. Questo è il messaggio che volevo mandare ai ragazzi, anche se era difficile, sapevamo venire a giocare qua, però ho detto loro ci proviamo perché ormai siamo a 6 punti e quindi ho detto non possiamo perdere più terreno, perciò noi proviamoci, poi mi prendo le mie responsabilità naturalmente e però oggi è andata bene, sono contento. Adesso voglio parlare del Paternò. I vostri cugini? Come no? Sono cugini anche a voi. No. Abbiamo fatto una lotta bellissima l'anno scorso. È vero. Tra l'altro loro hanno vinto questa bellissima Coppa Italia Nazionale portando in alto il nome della nostra bella Sicilia. Voi comunque in Coppa, soprattutto in Serie D, quest'anno vi siete comportati in maniera straordinaria. È stata una quasi vittoria, perché insomma raggiungere questi quarti di finale vi hanno permesso anche di ottenere a tutti gli effetti il risultato più importante della storia dell'Enna Calcio. Sì, assolutamente sì, è stato il risultato più alto della nostra storia, ce la siamo giocata in modo spensierato, i nostri ragazzi... Avete perso a Martina. Abbiamo perso a Martina fuori casa, 1-0, una partita bellissima, in notturna, con un gran pubblico, c'era un gran pubblico da parte loro, ma è stata una gran bella partita. Chiaramente non meritavamo di perdere, però hanno fatto con loro, quindi è giusto che... Io credo che queste partite servono per animare la stessa società, i dirigenti, i giocatori, l'allenatore, a prescindere da quello che poi è il risultato finale. Ma assolutamente sì, noi abbiamo il dovere di ricrearci una storia a questo livello. Giusto, bravo e Luigi. quindi la storia la devi fare facendo esperienza e cercando di andare avanti il più che possibile anche in Coppa, in questo caso che tutti ci dicevano vabbè, ma la Coppa non porta a nulla. Però non è così. È una passerella. Secondo me la Coppa serve a chi deve strutturarsi. Noi abbiamo una squadra molto giovane, dobbiamo fare abituare i ragazzi a questi palcoscenici e lo stiamo facendo, penso, nel migliore dei modi. Il Paternò è, secondo me, la squadra rivelazione insieme al Sambiase, sei d'accordo? Perché questo Paternò, insomma, con qualche piccolo aggiustamento è riuscito a fare delle cose qui egregie. Assolutamente, una classifica che gli sorride, stanno meritando di essere lì, fanno risultati quasi tutte le domeniche, per cui c'è poco da dire. Noi l'abbiamo incontrati in casa, è stata anche lì una bella partita, potevamo vincere noi, potevamo vincere loro, però stanno meritando quello che è la classifica. Sognano i playoff, però secondo me è un po' azzardato questo loro pensiero, non so se condividi. Io glielo auguro. Certo, questo ce l'auguriamo tutti. È difficile che ci sono 5 squadre davanti. È vero. Guardiamoci il servizio, la vittoria tra l'altro contro il Pompei, una squadra che sta cercando di recuperare posizioni su posizioni e credo che insomma anche nelle prossime settimane ne sentiremo parlare, perché ha organizzato secondo me per questa seconda parte della stagione un team tecnico interessante, perché insomma l'allenatore è l'ex allenatore che vinse 2 anni fa il campionato con la Gelbison, se non sbaglio. Sì, perfetto. Guardiamoci il servizio, vittoria 1-0 del Paternò.
Dalla Serie D torna il Paternò Calcio che inaugura con una pesante vittoria il nuovo anno. Il 2025 degli uomini di mister Catalano inizia con 3 punti contro il Pompei, grazie al super gol di Samuele Puglisi. Via al racconto della sfida che vede il Paternò subito protagonista. Puglisi sfiora la rete del vantaggio dopo appena 30 secondi, mettendo al lato un ottimo diagonale. Risposta del Pompei 7 minuti più tardi, colpo di testa di Della Pietra che lascia l'illusione del gol. Al 12esimo ancora la formazione campana ci prova con Vitale, deviazione e Bocchetti cerca la girata ma non trova gli effetti sperati. Al 14esimo Guida scambia benissimo con Puglisi, il numero 23 cerca il 24, ovvero Luis Enrique al debutto in maglia Paternò. Il tiro del calciatore brasiliano finisce altissimo, complice una deviazione. Al 16esimo ottima trama di gioco del Paternò, Asero cerca Puglisi che lancia Guida tu per tu con Rizzuto, ottimo intervento di Rondinella che chiude il centravanti del Paternò. È un primo tempo interessante al Falcone Borsellino di Paternò. Vitale al 17esimo scambia con Agnelli, tiro debole dell'ex Catania che finisce tra le braccia di Mileto. Al 31esimo azione offensiva del Paternò, si ferma Guida, il numero 27 avverte un fastidio ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto dentro Mattia Retucci. Anche la seconda frazione di gioco si apre con il Paternò in zona offensiva, cross di Panarello in area di rigore, male Megna ad allontanare, malissimo Di Francesco a calciare, opportunità che si ripresenta 4 minuti più tardi, cross di Asero sulla testa di Retucci. Il tentativo del numero 9 non inquadra lo specchio della porta. Esattamente 30 secondi dopo arriva l'occasione più importante dell'intera sfida per il Pompei, cross di Rosati sulla testa di Puntoriere. Miracolo di Mileto che nega il vantaggio al Pompei. Con il classe 2005 si complimenta anche De Luca, incredulo per l'accaduto, ma al minuto 39 ecco la svolta della partita. Greco serve Puglisi che carica il destro dalla distanza e mette palla dove Rizzuto non può mai arrivare per il vantaggio del Paternò, che trova un super gol dopo quello di Asero. Ne arriva un altro al Falcone Borsellino di Paternò, la firma è di Puglisi, gol pesantissimo che regalerà i 3 punti ai ragazzi di mister Catalano. Nei 5 minuti di recupero, brivido finale con il calcio di punizione di De Luca deviato alto sopra la traversa. Al triplice fischio può iniziare la festa del Paternò che festeggia 3 punti fondamentali e nel prossimo turno di campionato affronterà la Nissa. Complimenti a mister Catalano che sta guidando con mano ferma e decisa questo Paternò in questa stagione 24-25, stagione certamente super positiva, almeno sin qui, ma noi siamo assolutamente ottimisti. Così come siamo ottimisti nel classificare la Reggina come la vera antagonista di questo Siracusa, perché in molti non credono al Sambiase. E sbagliano secondo me, però questa Reggina effettivamente domenica dopo domenica si avvicina sempre di più. Tra l'altro adesso recuperando la partita contro la Castrum può ulteriormente avvicinare la vetta. Assolutamente sì, io dico che avendole incontrate tutte, sì, secondo me la Reggina è la squadra più forte, anche più completa tra le antagoniste del Siracusa, più completa tecnicamente, è quella che più mi ha impressionato. In casa ci ha veramente dato una lezione di calcio in quel momento, abbiamo avuto difficoltà a contrastarli, l'unica squadra che ci ha messo veramente in grande difficoltà. Però ripeto, ci sono anche altre squadre, c'è il Sambiase, diciamo, che ancora tiene botta e se la giocherà fino alla fine, però secondo me la squadra che può dare filo d'atroce fino alla fine è la Reggina. Reggina che vince in casa 4-1 con la nuova Igea Virtus. Guardiamoci gli highlights e le interviste anche post partita, su tutti anche il patron Ballarino. Da questo momento, siccome la nostra intenzione è vincere il campionato, da questo momento la Reggina è fuori mercato. Non la vendiamo più.
Poi vediamo. A oggi, perché noi siamo inadeguati, non mi posso mettere a scherzare, devo vincere, devo vendere, ma fare che cosa? 15 giorni hanno avuto chi doveva. Non si è presentato nessuno, nessuna PEC. Qualcuno dice addirittura che io ho preso in ostaggio la regina. Perché? Volete che la regina venga lasciata nella mano di chiunque? E allora non posso venderla io, ma la deve vendere il mio ufficio legale. La deve vendere chi ha le competenze per verificare, per vedere, perché non è importante quando daranno a noi, è importante quello che si dovrà dare alla regina nel tempo. Quindi da questo momento chiuse ogni trattativa. No, è stata una bellissima partita, secondo me, sono molto contento della prestazione. Vi anticipo, anche del primo tempo sono contento, perché secondo me aver finito sotto di un gol il primo tempo è stato del tutto casuale, perché comunque abbiamo spinto tanto, creato tanto, messo tante palle dentro e il gol loro è stato, diciamo, casuale, un gran gol da fuori aria, che ovviamente ti può mettere anche in difficoltà, perché per noi ovviamente sapete che le pressioni sono massimali, ma i ragazzi hanno reagito benissimo, io ero tranquillo perché a mio avviso era solo una questione di tempo, perché vedevo che la squadra girava bene, funzionava bene, quindi ero molto molto fiducioso. Difatti poi alla fine abbiamo vinto e anche bene. No, diciamo che loro difendevano con 5 difensori e 3 centrocampisti, quindi trovare gli spazi non era semplice. Quello che comunque dovevamo fare è arrivare velocemente in fascia e sfruttare l'1 contro 1, mettere palla dentro e riempire l'area. Quindi la posizione avanzata forse era la volontà di riempire l'area, perché spingiamo tanto su questo, di non lasciare solo il centravanti in area, quindi andare a chiudere i cross con l'esterno opposto, con 1 o 2 mezzale, insomma avere sempre almeno 3 giocatori in area, quindi forse la voglia di far questo ha fatto venire fuori ogni tanto con questo tipo di situazioni. Regina vincente, un perentorio 4-1 contro la Nuova Igea Virtus, che deve cercare un po' di resettare, perché insomma recuperare poi a fine stagione è sempre molto difficile, e quest'anno insomma anche dopo l'esonero di Gaetano insomma speravamo subito in una ripresa che non è avvenuta. No, ancora non è avvenuta, ripeto, anche loro sono una buonissima squadra, però stanno avendo un momento di flessione, un momento di difficoltà, un momento che un po' a giro tutte le squadre hanno. Soprattutto quelle siciliane. Soprattutto quelle siciliane, quindi bisogna anche lì, secondo me, stare un po' calmi, perché hanno una bella squadra. Presidente, parliamo di questo Siracusa? Vittoria del Sambiase in casa del Catino di Siracusa, che era strapieno, perché si aspettava una vittoria per la squadra siracusana, che avrebbe probabilmente, non dico ucciso il campionato, ma lo avrebbe definitivamente tagliato in due. E invece non è successo. Se avesse vinto la partita andava a 7 punti, quindi avrebbe dato una bella sterzata. Sarebbe stato difficile per tutti, sì, poi. Assolutamente sì, diciamo che avrebbe ipotecato il campionato. E invece è successo l'imponderabile. Invece è successo che il calcio è meraviglioso anche per quello. Giusto, soprattutto in Serie D. Soprattutto in Serie D c'è il Siracusa che è una corazzata, perde 6 punti col Sambiase. Sì, perché anche l'andata ha perso, anche l'andata la prima l'ha persa, poi le ha praticamente vinto quasi tutte, ma quella l'ha persa. Il problema è che perdere in casa insomma è un segnale forte anche nei confronti del Sambiase verso le dirette concorrenti. È un segnale forte più per il Sambiase in realtà, certo, perché riuscire a fare un'impresa come quella, andare a vincere a Siracusa contro quella corazzata, significa che gli dà una grandissima autostima fino alla fine. Tra l'altro una squadra neopromossa, complimenti al Sambiase. Guardiamoci il servizio, la vittoria fuori casa proprio in casa del Siracusa Calcio.
inizio d'anno e di girone di ritorno per il Siracusa, che cade in casa contro il Sambiase per 2-1, perdendo l'imbattibilità casalinga che durava dal 13 novembre 2022, 0-4 contro l'Igea Virtus. Formazione d'emergenza per mister Turati, che non può disporre dello squalificato Candiano, degli infortunati Barbana, Acquadro e Iovino. Allora dall'inizio gioca con Lumia in porta, con i due centrali difensivi Baldan e Sus, con gli esterni Puzzone e Pistolesi. A centrocampo agiscono Palermo e Ba, con Limonelli sotto punta Maggio, con Alma e Di Grazia ai lati. Inizia bene il Siracusa al 7° minuto, Alma per Di Grazia, tiro all'angolino e deviazione in angolo dell'ottimo portiere ospite Giuliani. Al 23° il Siracusa sblocca il match da un calcio d'angolo di Grazia. Alma viene anticipato da un difensore giallorosso, la palla perviene a Ba che di testa in tuffo mette dentro. L'ultimo arrivato, ex Regina e Trapani, porta così in vantaggio gli aretusei, che provano a raddoppiare al 36° con la conclusione al volo di Maggio, che si perde fuori di poco. Il secondo tempo però vede un inizio arrembante degli ospiti. Già al 2° minuto il Sambiase è pericoloso perché perde palla a centrocampo Ba, se ne va Zerbo e dopo tutta una serie di finte prova con il sinistro, ma la finisce fuori. Al 7° minuto finisce la gara di Ba, ancora a corto di allenamenti. Al suo posto entra in campo Longo. Al 13° angolo di Zerbo, colpo di testa di Ferraro, tap-in dell'argentino Colombatti e straordinario intervento di Lumia che mette un calcio d'angolo. Reagisce il Siracusa al 16°, un batte e ribatte in aria permette a Maggio il tentativo di tacco che si perde fuori di pochissimo. Il Sambiase ci crede, a questo punto fa la partita, il Siracusa si chiude costretto ad abbassarsi. Al 20° viene premiata la formazione ospite col calcio d'angolo di Zerbo con il ponte di testa di Ferraro per Umbaca che mette dentro. Siracusa tramortito che subito subisce il raddoppio degli ospiti con un cambio rispetto agli assist di prima. Ferraro di testa in tuffo realizza sull'assist di Umbaca che così ricambia. A quel punto Turati manda in campo Bonacchi al 27° per uno stremato Palermo. Baldan va a fare il mediano a conferma della carenza di centrocampisti azzurri in panchina. E Longo a provarci al 28° con un destro al volo parato da Giuliani. Entra Sarao per Di Grazia, doppio centravanti quindi per gli azzurri, che procura un colpo di testa di Maggio al 39° facilmente parato. Il tentativo di tutto per Turati avviene negli ultimi 5 minuti di gara con gli ingressi in campo di Convitto prima per Alma e di Russotto dopo per Sus, ma è il Sambiase a legittimare la vittoria con una splendida punizione di Cozza al 47° che finisce all'incrocio dei pali. La reazione azzurra è soltanto nei minuti di recupero con il tentativo di Maggio al 51°, ma il suo sinistro, spalle alla porta, viene deviato in angolo dai giallorossi ospiti. Finisce così con il pubblico aretuseo che capisce il momento difficile degli azzurri. Applausi per la formazione di Turati, ma applausi soprattutto al sempre più sorprendente Sambiase, adesso ad un solo punto dalla capolista Siracusa. Domenica prossima Gran Derby in quel di Ragusa, senza Maggio squalificato. La squadra siracusana dunque è attesa in questo derby siciliano in casa del Ragusa, cercando di racimolare più punti possibili, perché poi il calendario prevede 2 scontri importanti. In poche parole, le altre 4 squadre si scontrano tra di loro. È l'occasione giusta per cercare di riprendere anche fiato dopo questa sconfitta un po' inaspettata. Certamente, adesso tutti si aspettano una reazione importante. Ci può anche stare da parte del Siracusa, perché chiaramente questa sconfitta è stata brutta per loro, devono riprendere il cammino, e anche per le altre squadre che si incrociano, quindi questo potrebbe avvantaggiare è un turno pro Siracusa, con grande rispetto anche nei confronti del Ragusa, che comunque venderà cara la pelle, ci mancherebbe. Essere così, ma anche il Ragusa venderà, come dici tu. È vero. Senti, invece la Vibonese vince 4-0 contro la Nisse in casa. Nel frattempo possiamo già vedere le immagini e lì capiamo che probabilmente la Vibonese non è per niente fuori dai giochi.
No, è un po' attardata, ma non è fuori chiaramente, anche perché noi ci abbiamo giocato lì a Vibo Valencia e abbiamo visto anche lì una grande squadra composta da ottimi elementi, quindi hanno staccato magari qualche partita, quindi si trovano un po' più attardati, però hanno le qualità per poter risalire. E crisi a Caltanissetta di nuovo? No, perché insomma una sconfitta seppur pesante contro la Vibonese è da includere nel percorso anche di Campanella e compagnia. No, io penso che una sconfitta ci possa stare, e ritengo che secondo me per l'organico che ha la Nissa dovrebbe fare qualcosina in più, però sai, queste sono quelle annate che magari non nascono nel migliore dei modi, quindi devi cercare un po' di salvare il salvabile e cercare di ottenere quanti più punti possibili. Il presidente Giovannoni ha detto che insomma deve assolutamente rivedere anche tutto il parco under, perché lo vuole forse un po' più pronto per questa categoria. Ci può anche stare questa cosa? Ma, se ritiene questo. Trovare gli under è sempre molto difficile, poi insomma questo ce lo insegnate, no? Voi come Enna. Noi ti ho detto ne abbiamo 18 su 24, quindi le abbiamo cercate, le abbiamo trovati. Ma, e ve li state costruendo in casa anche per le prossime stagioni? Con tutte le difficoltà del caso, perché magari qualche partita la steccano, qualche partita magari la indovinano, quindi fanno bene, così come fanno i giovani. Vanno rischiati. La gioventù è questa, ci sono partite che fanno partite straordinarie, vero. E poi delle partite che magari... È vero. Però è così. È finita invece 2-2 la partita tra Città di Sant'Agata e Ragusa. Ragusa prossimo avversario proprio di questo Siracusa. Ci guardiamo il servizio, perché lì dobbiamo capire fino a che punto questo Ragusa può veramente impensierire la prossima settimana il Siracusa. Nonostante sotto per 2 volte le Città di Sant'Agata con carattere, rimonta il Ragusa grazie alla doppietta dell'ultimo arrivato Francesco Di Piedi dalla Nuovegia Virtus e inizia il 2025 con un pareggio, il terzo consecutivo al Fresina. La squadra di Raciti rischia dopo 2 minuti quando Tagliarino dal limite sfiora il palo alla destra di Minguzzi. I locali rispondono subito, prima con Di Piedi che al 15° gira verso la porta il cross di Pussetto, ma Grasso neutralizza, e subito dopo con Pussetto che, ben servito in aria da un lungo lancio dalle retrovie, sciupa tutto calciando sul fondo. Poi però il Ragusa torna a spingere, al 24° Minguzzi dice di no alla botta di Abercon. L'estremo santagatese è decisivo anche poco dopo, chiudendo in uscita il tentativo di Crisci. Il portiere bianco-azzurro deve rendersi invece al minuto 29 quando Ametai lo fulmina con un potente tiro da fuori che vale il vantaggio per gli Iblei. Una gioia che però dura poco per gli ospiti, infatti al 38° Di Piedi rimette tutto in parità spedendo in rete la respinta di Grasso sul tiro di Pussetto e bagnando al meglio il suo esordio con la maglia santagatese. Nella ripresa però, dopo il diagonale di Bovo che manda fuori l'invito di Catalano, il Ragusa si riporta in vantaggio al minuto 52 grazie a Abercon che da 0 metri deve solo spingere in rete il servizio di Ametai per il gol che vale il 2-1 per gli azzurri. Ma ancora una volta il Sant'Agata reagisce al minuto 65, Di Piedi gira in porta il cross di Catalano per il gol che vale il 2-2, la gioia dei tifosi del Fresina. Per l'attaccante ex Igia Virtus è doppietta personale. Il Sant'Agata ci crede, nel finale cerca con forza la vittoria, ma prima il corner di Catalano è respinto da Grasso, poi la punizione del solito Catalano è bloccata con affanno dall'estremo avversario e infine il diagonale di Manfrellotti a pochi minuti dal 90° non c'entra la porta per questioni di centimetri. Il Sant'Agata rimane al terzultimo posto con 16 punti in piena bagarre play-out e domenica per i bianco-azzurri trasferta a Barcellona per un derby salvezza contro la Nuovegia Virtus da non perdere. E chiudiamo adesso la parentesi dedicata al campionato di Serie D parlando del Licata che ritorna a vincere in casa 2-0 contro la San Cataldese. Io credo che il ritorno di Romano faccia tanto all'interno di questo ambiente licatese. Condividi? Ma assolutamente sì, il mister Romano è un decano della categoria, quindi è uno molto esperiente. È sembrata tutta strana la storia dell'abbandono, del ritorno. In questi casi, sai, quando scegli puoi fare bene, puoi fare male. Chiaramente si sono resi conto subito che forse avevano fatto un errore ad allontanarlo, hanno
lo hanno ripreso, e secondo me è la strada giusta. E credo che sotto questo punto di vista può essere un'altra marcia in più per cercare di portare alla salvezza questo Licata. Come si sta preparando la squadra? E poi chiudiamo la Serie D. Ma i ragazzi stanno allenando alla grande, già ieri hanno ripreso gli allenamenti e hanno recuperato un giorno, diciamo, dalle fatiche del turno. Sanno benissimo che troveremo i cugini sancataldesi ancora più arrabbiati perché hanno perso domenica, dopo questa sconfitta. Quindi sarà ancora più dura, perché chiaramente, essendo un po' più attardati, ogni punto è fondamentale, quindi bisognerà battagliare, ma veramente, quindi non sarà una partita semplicissima. Ma siete pronti però? Ma siamo pronti. Anche perché conosciamo la determinazione e la voglia sempre di metterci anche la faccia di Peppe Pagana, che salutiamo. Ci dobbiamo fermare, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e poi voleremo subito con i 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Seconda parte della nostra trasmissione, in onda il mercoledì in diretta alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Siamo in replica poi anche sul canale 19 di TVM Palermo e anche in onda sul canale 81 di Sesta Rete. Partiamo adesso con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Partiamo con il girone A. Anche qui si è giocata la prima giornata di ritorno, subito i risultati. Città di San Vito Lo Capo che perde in casa 2-0 con il San Giorgio Piana, Folgore Castelvetrano Athletic Club Palermo 1-1, Marsala 1912 batte Castellammare 2-0, Partinico Audace Lascari Cefalù 2-2, Unitas Sciacca batte Don Carlo Misilmeri 2-0, Città di Gela che vince in casa 3-0 contro il Casteldaccia, Oratorio San Cile San Giorgio Parmonval 2-2 ed infine Super Giovane Castelbuono che vince in casa 3-1 contro l'Accademia Trapani. Il contemporaneo pareggio dell'Athletic Club Palermo permette alla Città di Gela di racimolare ulteriori punti a favore contro appunto questo Athletic Club Palermo, che comunque rimane in vetta con 38 punti, con 36 Città di Gela, 32 Unitas Sciacca, con 27 punti San Giorgio Piana, 26 Don Carlo Misilmeri, 25 Marsala 1912, con 20 punti Castellammare Parmonval, 19 Folgore Castelvetrano, con 17 Accademia Trapani, Super Giovane Castelbuono, Oratorio San Cile e San Giorgio e Partinico Audace. E poi chiudono la classifica con 16 punti Città di San Vito Lo Capo e Casteldaccia e con 6 punti il Lascari Cefalù. È una battaglia a 2 da quello che abbiamo capito, perché non credo che l'Unitas Sciacca possa diventare effettivamente un terzo incomodo, forse punterà tutto poi sulla finale di Coppa, però in questo momento il gioco sembrerebbe tra Athletic Club Palermo e Città di Gela. Nel frattempo possiamo vedere le immagini di questa vittoria schiacciante 3-0 proprio contro la squadra del Casteldaccia. Come la vedi questa battaglia in campo tra Palermo e Gela? Ma secondo me sì, è una battaglia a 2, oramai sono due corazzate per la categoria. Da una parte c'è il Gela, diciamo, che è costruita
da N2. Sì, è vero, molti giocatori erano quelli che vi hanno portato in Serie D. Ma come, tutti i nostri ragazzi ai quali siamo affezionatissimi, è vero. veramente abbiamo vissuto emozioni importanti, quindi io faccio il tifo sempre per loro, per una ragione proprio di affetto e di, immagino. E di cuore. Però dall'altro lato c'è un'altra squadra che è veramente forte, in questo momento hanno 2 punti in più, hanno steccato domenica, hanno fatto un pareggio. Cioè, un pareggio a Castelvetrano, attenzione, che deve salvarsi, quindi diventa anche un campo difficile. Hanno risentito di qualche panettone in più in questo momento. Ci può anche stare, no? Ci può anche stare. Sono perdonabili. Quindi a questo punto l'Unitas Sciacca, che punterà a questo punto probabilmente solo su una potenziale vittoria di Coppa, che potrebbe poi allungare la possibilità. Si giocherà sicuramente i playoff, però. Sì, appunto, sto dicendo questo, magari punterà sulla Coppa e sicuramente poi si strutturerà per fare dei bei playoff. Mi dai un pronostico definitivo oppure è ancora troppo prematuro? Però lì è una bella lotta. Lo scontro diretto può diventare importante? Sì, molto, molto. Io mi sono sbilanciato dicendo che faccio il tifo per i miei ragazzi. Ah, va bene, allora facciamo finta che... Più di questo non posso dire. Facciamo finta che giustamente non ti facciamo questa domanda un po' più pertinente. Voltiamo pagina, subito il girone B sempre del campionato di eccellenza. Il Milazzo, ma il Modica non molla. Eccoli qui i risultati della prima giornata di ritorno. Città di Mister Bianco, Imesi Atletico Catania 94 1-1, Real Siracusa Belvedere Ionic FC 0-0, Milazzo batte Città di Aci Sant'Antonio 3-0, SC Palazzolo Mazzarone Calcio 1-1, Città di Avola 2020 Gioiosa 2-2, Leonfortese batte Rosmarino 1-0, Modica Calcio batte Leonzio 1909 1-0 ed infine Nebros che vince una partita certamente importante contro il Vittoria per 2-1. In classifica abbiamo detto poc'anzi la conferma del Milazzo con questo Modica che è ormai a ridosso anche lui della vetta. Milazzo al primo posto con 37 punti, 35 il Modica con 30 vittorie Città di Avola 2020, 28 punti Nebros, 26 Imesi Atletico Catania 94 con 22 SC Palazzolo, Gioiosa con 21 Ionic FC, 19 per la Leonzio 1909 e la Leonfortese, 16 punti per il Rosmarino, con 13 Città di Aci Sant'Antonio, 11 punti Mazzarone Calcio, con 10 il Real Siracusa Belvedere, chiude la classifica il Città di Mister Bianco con 6 punti. Allora, dobbiamo fare un appello a tutti gli sportivi siciliani. Adesso si prepareranno degli scontri importantissimi perché ci saranno 4 squadre che secondo me si giocheranno questa vittoria finale nel girone B del campionato di eccellenza. In testa abbiamo il Milazzo con grande merito, poi c'è questo Modica, c'è questo Vittoria, c'è questa Città di Avola, insomma probabilmente è un girone B che non ti aspettavi e che porterà sino alla fine dubbi tantissimi. Io già da 2 o 3 anni che il girone B in realtà ha ripreso il vigore, il valore che aveva prima, che c'è stata una parentesi di 4-5 anni che si era un po'... Sì, molte squadre rinunciavano addirittura quasi all'inizio di stagione. Adesso devo dire, non abbiamo visto l'anno scorso, è stato un campionato difficilissimo fino alla fine e quest'anno è la stessa cosa, ci sono molte squadre di valore tipo l'Avola, Modica che ha speso tantissimo tra l'altro. Il Milazzo che sta facendo un gran campionato, cioè prima in classifica, sta sorprendendo tra virgolette, però diciamo che ha inanellato una serie di risultati positivi importanti, per cui secondo me se la giocheranno anche lì in 2 perché gli altri sono un po' tardati e hanno perso qualche pezzo. Il Vittoria soprattutto con questa sconfitta contro la Nebros ha ridimensionato probabilmente il suo percorso. Ha perso diciamo in settimana il proprio bomber che è andato a Gela, quindi chiaramente ha perso molto come forza esplosiva. Abudiak era uno che i gol li faceva e voi lo conoscete molto bene. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Milazzo addirittura con 3 reti nei confronti di un Città di Aci Sant'Antonio che da quello insomma che si dice ha un po' mollato. All'inizio si pensava che potesse veramente essere un po' la sorpresa del girone, invece poi strada facendo si è un po' disciolto il percorso dei santantonesi. Il
Il Milazzo si conferma capolista solitaria nel girone B di eccellenza, batte al Marco Salmeri l'Aci Sant'Antonio nella prima di ritorno e apre il 2025 col botto. Dopo un primo tempo equilibrato nel quale comunque il Milazzo ad avere la palla del vantaggio con Bucolo che però strozza il sinistro, i rossoblù passano nella ripresa quando al secondo minuto il signor Anelli di Palermo concede calcio di rigore sull'Ocantro e dal dischetto la Spada non perdona Di Martino spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Gli ospiti non hanno il tempo di reagire, infatti 5 minuti dopo i mamertini raddoppiano con Ferré che di testa anticipa tutti facendo così Milazzo 2 Aci Sant'Antonio 0 e per l'attaccante rossoblù si tratta della prima rete in campionato con tanto anche di dedica. Insiste la squadra di Bognanni che poco dopo avrebbe la chance per mettere a segno la rete del Tris, ma Franchina col sinistro da pochi passi non centra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che la formazione mamertina centra però al minuto 73 quando la Spada con una fantastica conclusione da oltre 35 metri scavalca Di Martino fuori dai pali facendo letteralmente esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Per il classe 2001 del Milazzo è doppietta personale, ottavo sigillo in campionato. Nel finale ancora il Milazzo a un passo dal poker con Diallo che da posizione vantaggiosa spara però alto sulla traversa. Il Milazzo sale in classifica a quota 37 punti e si conferma in prima posizione con 2 lunghezze di vantaggio sul Modica, mentre l'Aci Sant'Antonio rimane fermo a 13 e scivola in quart'ultima posizione. In attesa dunque degli scontri diretti, voglio anche ricordare che si giocherà la settimana prossima una partita certamente molto importante che è la finale di Coppa Italia del campionato di eccellenza tra il Città di Avola 2020 e questa sorpresa Unitas Sciacca. Si giocherà tra l'altro nel campo neutro di Paternò perché lo scorso anno è stato il Paternò a vincere la Coppa. Allora, siamo quasi in chiusura, però nel frattempo vediamo le immagini della Nebros, lo abbiamo già detto ma lo dobbiamo ancora secondo me più centralizzare il discorso. Questo Vittoria forse sta peccando un po' di presunzione, si aspettavano tutto tanto e subito e invece poi anche quando passi dalla promozione all'eccellenza ci vuole sempre un momento di assestamento. Voi lo avete dimostrato, 5 anni di eccellenza prima di raggiungere la meritata Serie D. Secondo me quando fai il salto di categoria qualche anno per strutturarti nella categoria superiore è necessario per tanti motivi, per organizzare diciamo anche la città, strutturare la città, la società. La devi preparare. La devi preparare, esattamente. Noi abbiamo fatto i primi 3 anni diciamo così di rodaggio e poi abbiamo deciso di investire un po' di più per cercare di vincere il campionato. Diciamo che abbiamo fatto il primo anno, l'abbiamo praticamente vinto, il secondo anno pure e siamo adesso in Serie D e anche qui faremo più o meno la stessa cosa. Beh, io credo che bisogna dare del tempo a tutto e in questo caso questo Vittoria forse perché mancava da troppo tempo sentiva il bisogno di essere subito protagonista, invece non si è subito protagonisti se non si ha una bella e chiara programmazione. Io adesso non conosco la realtà. Beh, noi parliamo in generale, chiaramente non conosciamo i dettagli. Chiaramente so che Vittoria è una piazza calda, c'è molta passione e quindi magari per troppa passione magari delle volte si ci fa prendere, però è importante avere i tempi giusti. È vero, è vero. Tra l'altro perdono in casa della Nebros che con questa vittoria aggancia i playoff, la dimostrazione che queste 4-5 squadre dietro corrono, non si fermano e quindi bisogna fare punti per cercare di essere primatori nel girone. Sono squadre che hanno qualità e che se la giocano con tutti, quindi bisogna fare punti. Bene, allora siamo quasi in chiusura, è il momento dei saluti. Dobbiamo chiudere giustamente con Lenna, ma io non mi sono riservato la domanda per ultimo perché non era importante. Com'è la situazione della vostra struttura? Perché la vedo sempre come al solito un manto erboso accettabilissimo, la struttura esterna è forse un po' antiquata, oppure avete fatto degli aggiustamenti? No, perché il tuo progetto, almeno un paio di anni fa, mi parlavi di cercare veramente di trovare una nuova realtà a Enna. Sì, diciamo che già in 2 anni abbiamo fatto diversi interventi di adeguamento. Aggiustamenti direi. Aggiustamenti, sì, chiaramente la struttura è una struttura vecchia, ha quasi 100 anni il nostro generale Gaeta, quindi se tu lo vedi chiaramente l'impatto non è quello, però è molto funzionale, nel senso che nelle condizioni minime di sicurezza sono... E questo è importantissimo, anche perché ci sono i tifosi avversari oltre ai vostri che chiaramente devono avere delle sicurezze. Abbiamo perso diciamo 5-6 gare per cercare di rifare
nel settore ospiti che era necessario fare, sì. Il comune diciamo che ci ha dato una grande mano, Bene. ringrazio nuovamente il sindaco, l'assessore, il prefetto, anche il questore che si sono, nonché il comandante dei Vigili del Fuoco che ci hanno dato una grande mano anche nel capire come fare, come realizzare diciamo secondo le norme attuali sì. un settore ospiti a norma, e per come è strutturata il Gaeta non è facilista, ti assicuro che è una facilista. Immagino, però io vi devo fare un plauso perché lo abbiamo già detto parecchie volte in trasmissione, questa creazione di Casa Enna che diventa anche secondo me un punto di riferimento per le altre realtà del calcio dilettantistico. Creare una propria casa, un proprio convitto probabilmente aiuta anche a programmare. Assolutamente sì, questo è stato diciamo il nostro fiore all'occhiello quest'anno, devo essere sincero. Infatti mi è piaciuto subito l'idea. Diciamo che è nata, era un'idea che avevamo da tempo con Fabio, però non c'era mai stata l'occasione. Poi quest'estate, diciamo prima dell'inizio del ritiro, un nostro dirigente, Angelo Imbellizieri, che saluto, ci ha portato diciamo l'idea, c'è la possibilità di rilevare un ex albergo che era un po' in condizioni diciamo così abbandonato, ma avevamo pochissimo tempo per rimetterlo in sesto, e ci siete riusciti in però. 15 giorni abbiamo fatto un lavoro immane tutti, e ci siamo sbracciati come si suol dire, l'abbiamo rimesso praticamente a nuovo e abbiamo creato una bella struttura. Bella, complimenti, perché ti ripeto, secondo me diventa un punto di riferimento per tutto il movimento del calcio dilettantistico. Grazie. Allora, con questi complimenti chiudo la puntata odierna, grazie per essere stato con noi Luigi Stompo, presidente dell'Enna Calcio, in bocca al lupo per il derby di domenica contro la San Cataldese, un saluto anche al vostro amministratore delegato Fabio Montesano, che speriamo di avere presto anche in trasmissione, ogni volta ci sono sempre degli incastri ed è sempre impedito, però spero di averlo prestissimo anche qui a Penalty. In bocca al lupo per la stagione importante in Serie D che state facendo. Grazie a te per l'invito, sempre gentilissimo. Grazie. Bene, grazie. Allora chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che ci si vede domani comunque alle ore 20:30 con la puntata dedicata al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Saremo in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Per quanto riguarda invece il settimanale appuntamento con Penalty, lo spazio è sempre fissato alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold il mercoledì pomeriggio. Grazie per essere stati con noi.